Ok, buonasera a tutti voi che siete qua presenti, buonasera a chi ci sta seguendo da casa, chi ci seguirà poi nel futuro. È sempre un piacere poter essere qui alla presenza dei nostri fratelli, insieme alla Chiesa, come una grande famiglia per poter lodare, adorare il nostro Signore e ascoltare insieme la sua volontà per noi. Queste ultime settimane avevo la casa un pochino sovraffollata. Avevo qualche parente che è venuto a far visita, è stata una bellissima esperienza e ci sono stati momenti in cui la mia casa, per chi non la conoscesse, non è una reggia, è comunque di dimensioni limitate e quando ci metti 4 volte il numero di persone che normalmente ci sta un po' stretto, non è mai una sedia, non è mai il tavolo, devi prendere il piatto, finirlo, portarlo dall'altra parte. Ed è in quella situazione che mi sono ricordato in un episodio biblico davvero molto interessante, perché Gesù durante il suo ministero ha avuto molte persone che gli hanno chiesto aiuto, ma poche che gli hanno offerto aiuto. E allora arriva questo ragazzo, questo uomo, anche se così possiamo dire, che arriva da lui: Signore, 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 io ho ascoltato la tua verità, io sono sicuro che tu sei il Messia, io ti voglio seguire. Wow, bellissimo. Io fossi stato in Gesù, gli avrei sorriso, avrei steso la mano, che bello, wow, vieni, seguimi. Però in quel momento Gesù fa un commento molto particolare. Sembra come se sospirasse e dice un qualcosa che sembra totalmente fuori luogo. Gesù gli dice: le volpi hanno le loro tane, gli uccelli hanno i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Ed è qualcosa di incredibile, perché effettivamente qua non credo, ovviamente Gesù stesse parlando di qualcosa di fisico, ma in quel momento Gesù stava parlando di quella pace che credo soltanto gli animali, non so chi di voi abbia un animale domestico a casa, magari di voi qualcuno ha un cane, un gatto, come dormono, beati, senza preoccupazioni, senza tasse da pagare, senza esami da dare, senza verifiche di matematica per il giorno dopo, si distendono e dormono, una pace incredibile. Eppure il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Quei momenti lì in cui ero in quella baraonda del oh no, dove dobbiamo andare, quante macchine dobbiamo prendere, chi è che cucina, quando uscirà fuori il pranzo, abbiamo questo impegno, mi sono ricordato: caspita, ma dov'è la pace? Dov'è la serenità? Com'è che il mio cane riesce in tutto questo a distendersi lì al fresco, all'ombra e a dormire serenamente? Mi sono reso conto che io in verità quella pace ce l'ho. Non importa quante persone abbia in casa, non importa quanti esami abbia da fare, ce l'ho, perché credo in Cristo ed è in Cristo che ho effettivamente quella pace, quel riposo. E voglio che immaginate a vostra testa l'immagine più rilassante che abbiate in testa quando io parlo di riposo che possiamo trovare in Cristo. Prendete il mio carico perché il mio giogo è leggero. Sempre Gesù questo che ci parla. E in questo momento in cui siamo qua il sabato, vorrei rievocare che possiate rievocare nei vostri cuori quell'immagine di pace, di serenità. Certo, i miei problemi a casa, le mie preoccupazioni, ho il lavoro, ho la mamma, ho il papà, ho il fratello, ho la sorella, ho questo problema, però qua io posso vivere la pace. Perché siamo insieme è più facile, però anche lì, nelle vostre case, nelle vostre faccende quotidiane, potete vivere la pace con la P maiuscola. E in questo momento io vorrei pregare per iniziare il nostro culto, evocando questa pace sovrannaturale che soltanto Dio, soltanto Cristo ci può dare. Perciò preghiamo insieme. Ti ringraziamo, Padre, per questa serata e ti ringraziamo, Padre, per questo sentimento di pace che solo tu puoi dare. Noi ti chiediamo, ti imploriamo, ti supplichiamo che tu possa far scendere questa pace nelle nostre vite, nei nostri cuori. Ti prego, Padre, permettici di dimenticare anche solo momentaneamente i nostri problemi per poterci concentrare su di te. Permettici di alleviare i nostri cuori per lodarti. Permettici di scacciare via ogni paura, ogni timore, ogni preoccupazione, di concentrarci esclusivamente su di te. Noi crediamo in te, noi facciamo affidamento in te e a te noi vogliamo portare le nostre colpe, le nostre trasgressioni, le nostre iniquità, le nostre preoccupazioni, tutto quello che ci appesantisce il cuore, noi lo vogliamo lasciare ai tuoi piedi, Padre.
vogliamo lasciarlo ai tuoi piedi perché tu ci stai offrendo questo regalo e noi lo vogliamo accettare a piene mani. Perciò ti prego, Padre, accetta queste nostre debolezze, queste nostre difficoltà, affinché possiamo lodarti, possiamo essere più vicini a te, possiamo adorarti come un unico corpo. Tutto questo ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi perciò per lodare insieme il nostro Signore come una singola famiglia, come una grande chiesa. Gesù, in tua presenza siamo riuniti qui, il tuo viso contempliamo, arrendiamoci a te, perché la tua morte ci portò la vita, dono completo accesso al cuore del Padre, un velo che separava mai più separerà, la luce una volta spenta, ora brilla, sempre forte brillerà, cantiamo per adorarti, rendere grande il tuo nome, dare la lode che a te è dovuta, siamo riuniti qui. Diciamo Gesù, tu in tua presenza siamo riuniti qui, il tuo viso contempliamo, arrendiamoci a te, ecco che la tua morte ci portò la vita, il tuo completo accesso al cuore del Padre, il velo che separava, ma più separerà, la luce una volta spenta, ora brilla, sempre forte brilla, cantiamo per adorarti, cantiamo a Lui, rendere grande il tuo nome, dare la lode che a te è dovuta, siamo riuniti qui. Mai più separerà, la luce una volta spenta, ora brilla, sempre forte brillerà, cantiamo per adorarti, per adorarti, rende grande il tuo nome, solo a te Signore, dale la lode che a te è dovuta. Siamo riuniti qui. Adorarti, diciamo a Lui, rendere grande il tuo nome, dare la lode che a te è dovuta, siamo riuniti ancora una volta per adorarti, siamo qui per questo Signore, rendere grande il tuo nome, dare la lode che a te è dovuta, siamo riuniti.
cosa siamo riuniti qui? Mi sapete dire? Per lodare il nome del nostro Signore, per rendere adorazione a Lui, per innalzarlo, perché Lui merita tutto quello che offriamo a Lui. E siamo qui per questo, non so qual è la vostra situazione, non so per cosa state passando, ma so che abbiamo un Dio che è potente e che è forte. Amen. Per Lui dobbiamo rendere gioia e rendere lode e adorazione. In alto un alleluia davanti ai nemici. In alto un alleluia sopra l'incredulità. In alto un alleluia. Cantiamo. In alto un alleluia. Il cielo lotta già per me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia radio rugirà. Una volta ancora la speranza sorgerà. Sconfitta in nemico. In alto un alleluia con tutto quello che è in me. Mettiamo in alto un alleluia. In alto un alleluia. Il male fuggerà da me. Mettiamo con forza in alto un alleluia. In alto un alleluia davanti ai misteri. In alto un alleluia. La paura non ha forza in me. Cantiamo. Lo canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode rugirà. Una volta ancora la speranza sorgerà. Oltre sconfitta ti dobbiamo innalzare un alleluia davanti a tutti i nostri problemi, davanti alla nostra incredulità, davanti a tutte le lotte che abbiamo, perché abbiamo un Dio potente, un Dio meraviglioso. Per questo che oggi cantiamo forte, per questo che oggi lo rendiamo gioia, adorazione e lode. Cantare più forte, cantare più forte, sopra l'incredulità, cantare più forte, mi amo di una melodia, più forte, il cielo lotta già siamo tanto. Andare più forte davanti ai misteri. Andare più forte sopra l'incredulità. Andare più forte. Mi amo di una melodia. Andare più forte. Il cielo lotta già per me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode rugirà. Una volta ancora la speranza sorgerà. Oltre sconfitta in nemico. In alto un alleluia. In alto un alleluia. In alto un alleluia.
Avete capito quanto è potente quello che abbiamo appena cantato? In alto un alleluia davanti ai miei nemici, in alto un alleluia sopra l'incredulità, in alto un alleluia in arma di una melodia. Dobbiamo innalzare un alleluia in ogni difficoltà, in ogni situazione in cui siamo messi, perché abbiamo già vinto con Gesù Cristo, perché Lui è il nostro Signore, Lui è il nostro Dio, e dobbiamo credere in quello che cantiamo, capire quello che cantiamo, perché è tanto potente, è tanto potente in mezzo alle difficoltà, in mezzo ai problemi. Lodare a un Signore, rendere gioia a un Dio, rendere gloria a un Dio, rendere adorazione a un Dio, perché questo significa che capiamo che Lui è potente, significa che capiamo che davanti a noi, davanti ai nostri problemi, davanti alle nostre vite, alle situazioni in cui siamo messi, abbiamo un Dio che è capace di fare il soprannaturale. Credete in questa cosa? O solo io credo? Credete tutti quanti? Cantiamo l'ultima volta, io canterò. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggerà. Una volta ancora sorgerà, la morte è sconfitta, io vivo ancora una volta, io canterò. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la melodia ruggerà. Una volta ancora speranza sorgerà, morte è sconfitta, io vivo. Il nostro Re è vivo, amen, è vivo. Io mi arrendo, io mi arrendo, io
Signore, mi trovo bene in me, il tuo spirito, scenda su di me, tocchi Signore, mi trovo bene in me, la tua gloria mostra su di me, tocchi Signore, mi trovo te in me, tocchi Dio, tocchi Signore, mi trovo te in me, canti con forza. Io mi arrendo, canti con tuo cuore. Voglio conoscerti, voglio sentirti, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti. Vogliamo conoscerti, Signore. Ti chiediamo, Padre, che il tuo Spirito possa scendere su di noi, Padre, perché senza di quello non possiamo vivere, senza di quello siamo nulla. Per questo, Dio, ti chiediamo, Padre, vieni su di noi, Padre. Porta il tuo Spirito Santo, porta il tuo amore, porta i frutti del tuo Spirito, Padre, dentro delle nostre vite, che possiamo essere ogni giorno, Padre, migliore, Padre, ogni giorno che possiamo fare la differenza, Signore, in questo mondo, Padre, che possiamo essere diversi, Padre. So che con questa dichiarazione, con questo che diciamo di essere diverso, sono tante cose in cui dobbiamo rinunciare, Padre, ma questo è il tuo Vangelo, Signore. Vangelo di rinuncia, Vangelo che quando andiamo a fondo di quello dobbiamo togliere tutte le cose che siamo, tutte le cose che abbiamo, tutte le cose che pensiamo che fanno parte della nostra vita, delle nostre storie. Per questo, Signore, diciamo, Padre, vieni su di noi con il tuo Spirito, Padre. Vieni, Signore. E te angeli hai mandato, da te noi prendiamo forza, la corona hai vinto tu. Tu mi aiuti e mi difendi, il Signore amico sei, e per grazia io respiro, adoro te. La grandezza tua proclamo, al tuo nome mi inginocchio, la paura è andata via, la corona hai vinto tu, la tua gloria è il tempio, e potenza tua è su me, e per grazia io respiro, adoro te. Alleluia. Sulla croce hai vinto tu per noi, alleluia. Gesù ha già vinto tu,
per noi. Sia sanato e conosci la sfida, la corona di tutto la sapete e venga Signore ispiradoro sulla croce hai vinto per noi. Gesù ha già vinto. Le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, già vinto tu, già vinto tu, ogni altezza cadrà. Le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, già vinto tu, già vinto tu, ogni altezza cadrà. Le catene hai spezzato, la giocata, le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, già vinto tu, già vinto tu. E ti hanno seguito, ma la morte non poteva trattenere i re. Alleluia. Sulla croce il tuo cuore no. Già vinto per noi, ogni altezza tu cadrà. Le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, già vinto tu, già vinto tu, ogni altezza tu cadrà. Le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, già vinto tu, ancora tu, ogni altezza tu cadrà. Le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, già vinto tu, ogni altezza tu cadrà. Le catene hai spezzato, la corona hai vinto tu, già vinto tu, già vinto tu. Grazie Signore, hai già vinto Padre, hai già vinto. Per questo che siamo qui Signore, perché in croce hai già vinto per noi Signore. Ogni catene, ogni altezza, hai spezzato tutto Signore, tutto per noi. Per questo Signore ti ringraziamo per la tua grazia Signore. Ti ringraziamo perché possiamo essere qui Padre a cantare per te, a rendere lode e adorazione. Chi è stato in quella croce, Signore, in quel giorno lì, il Signore è andato. E per quello siamo qui, per quello abbiamo la tua grazia, per quello abbiamo le tue misericordie. Quindi non lo so cosa il nemico ti accusa, ma ti voglio dire che il Signore ha già vinto per te, il Signore ha già vinto per me, il Signore ha già vinto per tutti noi. E dobbiamo proprio ricordarsi di questo,
che il Signore ha già vinto. Per questo, Signore, ti invitiamo, Padre, da continuare con noi, da spezzare ogni cuore, Signore, che è qua, Padre, portare la tua parola, portare il tuo Spirito Santo, che il Signore possa manifestare la tua presenza, il tuo amore. È solo quello, Signore, che vogliamo e che ti chiediamo, Signore, la tua manifestazione, il tuo amore, tutto quello che hai per noi, Signore. Tutto questo nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedere. Buonasera. Buonasera ragazzi. Dando continuazione alla lettera di Giacomo, sono più o meno 2 mesi che la stiamo studiando. Stasera vedremo il capitolo 4 della lettera di Giacomo, versi da 13 al 17. Bene. Leggiamo. E ora voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo. Mentre non sapete che quel che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece, se Dio vuole, saremo in vita o faremo questo o quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Preghiamo. Grazie Padre per questo culto. Grazie perché possiamo ascoltare la tua parola, Signore. Che tu possa parlare al nostro cuore e che possiamo non solo ascoltare, ma soprattutto comprendere e praticare. È questo che ti chiedo in nome di Gesù. Amen. Dai. Come più o meno siete abituati, io comincio sempre dal testo precedente. Abbiamo visto che Giacomo ha parlato dei pericoli della lingua, poi ha parlato della sapienza o della mancanza di sapienza, oppure la falsa sapienza. Dopo ha parlato delle guerre e le contese tra il popolo di Dio, le divisioni. Per ultimo ha tornato a parlare della lingua. Leggiamo i versi 11 e 12, che sono proprio quelli precedenti al testo che studieremo stasera. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello o chi giudica il fratello parla male della legge e giudica la legge. Questo perché ci mettiamo in una posizione di superiorità. Ora, se tu giudichi la legge, non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice. Azione, conseguenze. Uno soltanto è legislatore e giudice, colui che può salvare e perdere. Ma tu chi sei che giudichi il tuo prossimo? Di cosa Giacomo sta parlando qui? Il testo che Miguel ha predicato la scorsa settimana è una
pericopi. Sapete cos'è una pericopi? No? Diciamo che è un testo con inizio, mezzo e fine, che tratta di un intero argomento. Può essere un paragrafo, quando guardiamo la Bibbia, può essere un paragrafo, può essere magari un intero capitolo, oppure più di un capitolo. A volte una pericope inizia alla metà di un capitolo e finisce alla fine dell'altro, cioè un capitolo e mezzo che parlano dello stesso argomento. La pericope che Miguel ha predicato la scorsa settimana, nonostante finisca lì, segue sempre una stessa linea come si dice? Una stessa linea di ragionamento. Perché? Perché come abbiamo ben visto, soprattutto nelle prime prediche, Giacomo non sta scrivendo per una chiesa in particolare, ma per tutte le chiese. Qual è la differenza? Se prendiamo ad esempio una carta di Paolo ai Corinzi, di solito Paolo riceveva non necessariamente una lettera, ma le informazioni di qualcuno che veniva a trovarlo, con i problemi di quella chiesa, con tutte le cose che quella chiesa stava affrontando, oppure i loro dubbi, le loro difficoltà. E lì Paolo inizia a rispondere più o meno nello stesso modo in cui le domande sono arrivate a lui. E lì le pericopi sono molto importanti perché finisce proprio un argomento, cioè lui finisce di rispondere una questione, una domanda, e inizia un'altra. Giacomo però, come scrive a tutte le domande, non sta rispondendo a qualcuno che lo ha chiesto, ma sta seguendo sempre una stessa linea di ragionamento. Quando vediamo che lui inizia con non sparlate gli uni degli altri e poi lui associa questo alle divisioni, le contese, insomma, le liti che c'erano in quella chiesa. Poi torna all'argomento della lingua e possiamo vedere chiaramente come tutto questo è collegato. E poi lui salta alle questioni che vedremo stasera. Di cosa parla il testo dei capitoli 13 al 17? Paolo collega l'orgoglio, la superbia, che è un po' di quello che aveva parlato nella pericope precedente, divisione, contese, poi quando ci sono divisioni nella Chiesa, spesso un gruppo inizia a puntare il dito verso l'altro, inizia a fare delle accuse, forse false accuse, e il problema che magari era piccolo inizia per diventare sempre più grande. E spesso non riusciamo a vedere i nostri errori, ma siamo sempre molto attenti agli errori degli altri. Un commentatore biblico ha scritto, mentre ovviamente parlava di questo testo, ha scritto: quando rivendichi per te stesso un potere di censura al di sopra della legge, cioè quando decide di quando dimenticate le slide, quando rivendichiamo un potere di decisione al di sopra della legge, che è più o meno quello che Giacomo stava dicendo nel verso 13 e 14, che è quando stiamo lì per giudicare, quando vediamo qualcosa che ha fatto un nostro fratello, lì iniziamo a giudicare e non necessariamente questo giudizio c'entra con qualcosa di sbagliato. Non so se riuscite a seguirmi. Provo a
Provo a spiegare. Se ad esempio, magari Emma ha fatto qualcosa che per me è sbagliato, ma insomma non c'è scritto nella Bibbia che quello lì, quella cosa lì è sbagliata, che si tratta di un peccato, ma per me non va bene. In qualche modo io sento che quello che lui ha fatto è sbagliato e lì inizio a puntare il dito verso lui per dire guarda che cosa ha fatto e tutto quanto. Lì permetto che in quel momento lì permetto che il mio giudizio sia al di sopra della legge. Avete capito più o meno quello che... E quindi non sono un che segue la legge, ma divento uno che giudica la legge. E questo è proprio l'argomento dell'orgoglio e della superbia. Perché è collegato al testo che vedremo stasera? Perché dall'orgoglio e dalla superbia poi viene un'altra caratteristica che è sempre molto, molto simile, che è l'arroganza. L'arroganza ci permette di non solo credere che siamo al di sopra della legge, ma al di sopra di tutti gli altri e anche al di sopra di Dio. E qui faccio un piccolo parentesi perché quando parliamo di giudicare, io non sto parlando che non possiamo in qualche modo rimproverare, esortare un mio fratello che sbaglia, che commette un errore. Non è di questo che si tratta. La propria parola esortazione spesso viene mal interpretata, possiamo dire così, perché tendiamo a capire la parola esortazione come se fosse semplicemente rimproverare, come se fosse dire al mio fratello che lui si sta sbagliando, che ha commesso un errore e tutto quanto. Ma la parola esortare o esortazione in realtà significa mettere nel percorso giusto. Sarebbe più o meno come incoraggiare il mio fratello a fare ciò che è giusto. Questo è esortare. Non è rimproverare il mio fratello, ma è incoraggiarlo a correggere il suo percorso. È questo. Però spesso nel contesto delle chiese, quando sentiamo queste parole, qualcuno è stato esortato, o qualcuno è venuto da me a esortare, la tendenza è che quando siamo noi quelli ad essere esortati, è mettere il piede indietro per dire mi stanno accusando, mi stanno affrontando, mi stanno rimproverando. Non è questo il caso. L'esortazione va fatta sempre in amore. Noi non lo facciamo per metterci al di sopra di quello fratello, non è per dire che quel fratello lì è peggio di me o qualcos'altro, è per dire io ti amo, io ti voglio bene, io voglio aiutarti, io voglio esortarti, incoraggiarti a fare ciò che è corretto, ciò che è giusto. È più o meno lo stesso principio che vediamo nel capitolo 7 di Matteo. Se leggiamo Matteo 7, versi 1 a 5, dice: non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio il quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? O come potrai tu dire a tuo fratello: lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Il peccato spesso ci acceca, è questa la parola? Così tanto, al punto in che io non riesco a vedere i miei errori, non riesco a vedere in tutte le cose che sto sbagliando, ma riesco a vedere, tra virgolette, benissimo gli errori dei miei fratelli. Benissimo, tra virgolette, perché
a volte non è neanche un errore, ma il peccato ci fa credere così. C'è una espressione in portoghese, non so se c'è qualcosa di simile in italiano, che chiamiamo di fare una tempesta in un bicchiere d'acqua. Riuscite a capire il senso? Insomma, magari è un errore, qualcosa così semplice da sistemare, magari si risolverebbe soltanto andando da quella persona e parlando, e invece facciamo diventare una tempesta. Facciamo diventare un problema molto più grande di quanto dovrebbe essere, perché in realtà noi non vogliamo sistemare, non vogliamo risolvere, vogliamo soltanto giudicare, vogliamo soltanto fare guerre. E questo perché, come dice il testo di Matteo, il vero problema non è la pagliuzza, quei piccoli errori dei miei fratelli, ma è la trave che è nel mio, trave che non riesco a vederla. Per conto di questo, per conto del peccato, noi finiamo per essere trasportati dall'orgoglio e dalla superbia che è nel nostro cuore. Quando Giacomo inizia il verso 13 e 14, che parla proprio dell'arroganza, lui dice: e ora voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Giacomo sta dando un esempio di persone che si importano soltanto con loro stessi. Fanno i loro piani pensando e ragionando soltanto nei loro interessi, in quello che vogliono loro. Cercano di soddisfare i desideri del loro cuore. Questa arroganza che è prodotta dalla superbia e dell'orgoglio ci porta a fare o a credere che possiamo fare ciò che ben vogliamo e quando vogliamo. La risposta di Giacomo però è: non sapete neanche quel che succederà domani. Chi credete di essere? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Non siete in grado di fare piani con i vostri propri desideri, le vostre proprie volontà. Non finirà affatto bene. Questo ovviamente non vuol dire che non possiamo fare piani per il futuro, come ad esempio scegliere l'università che voglio andare, cosa voglio studiare, il lavoro che voglio fare. Non significa questo. Significa che i miei piani devono essere allineati alla volontà di Dio e non la volontà di Dio allineati ai miei piani. Diciamo che è una prospettiva di priorità. Quali sono le mie priorità? E possiamo vedere alcuni esempi dell'Apostolo Paolo, e ci sono tantissimi esempi dell'Apostolo Paolo. Il primo in Atti degli Apostoli, capitolo 18, versi 19 e 21. Quando giunsero a Efeso, Paolo li lasciò là. Qui sta parlando di Aquila e Priscilla. Poi entrato nella sinagoga, si mise a discorrere con i giudei. Essi lo pregarono di rimanere più a lungo, ma egli non acconsentì. E dopo aver preso commiato e aver detto, Dio volendo, tornerò da voi, salpò da Efeso. Erano i loro piani, il suo piano, allineato con i piani di Dio. Ancora l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 4, versi 18 a 20, ora, alcuni si sono gonfiati d'orgoglio, come se io non dovessi più venire da voi, ma se il Signore vorrà,
mi recherò presto da voi e conoscerò non il parlare, ma la potenza di coloro che si sono gonfiati, perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Poi quando hai scritto ai Filippesi capitolo 2 verso 19, ora, spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo per essere io pure incoraggiato nel ricevere le vostre notizie. Paolo era consapevole che i suoi piani e i suoi desideri di niente importavano se non fossero allineati alla volontà e ai piani di Dio. Lui faceva piani, lui voleva andare da quelle persone, ma sapeva che la sua priorità era eseguire la volontà di Dio. Qui facciamo la seguente domanda. Ma allora, come faccio a sapere qual è la volontà di Dio? Come scopro questa volontà? C'è un libro in portoghese, non credo che ci sia in italiano, che si chiama Prendendo le decisioni secondo la volontà di Dio. L'autore è Heber Campos Jr., per quelli che capiscono portoghese e che hanno interesse. Io consiglio fortemente questo libro. E lui lavora con proprio l'aspetto della volontà secondo la Bibbia, la volontà di Dio secondo la Bibbia. E nella Bibbia la parola volontà può avere diversi sensi, e questo è molto comune, come ad esempio la parola mondo. La parola mondo nella Bibbia può significare tutta la creazione, può significare tutte le persone, può significare tante persone, più o meno come diciamo, non so se parlate questo in portoghese, in italiano, ma in portoghese spesso usiamo l'espressione, ad esempio, chiedo alla mia mamma di andare in una festa, nel compleanno di Lucas. E lei mi chiede, ma chi sarà in questa festa? E io rispondo, tutto il mondo. Ovviamente non significa tutto il mondo, ma quel gruppo di persone che hanno una relazione con me di amicizia. Quindi così come la parola mondo può significare diverse cose, anche la parola volontà può significare diverse cose e dobbiamo stare attenti soprattutto al contesto, ma anche al vero significato delle parole utilizzate. Facciamo un esempio un po' più approfondito della parola volontà. Nel libro dei Salmi spesso viene utilizzata lì la parola Hatzan. Hatzan è la parola ebraica che significa ciò che gradisce a Dio. Se leggiamo Salmi 48, ad esempio, c'è là, Dio mio, desidero fare la tua volontà, Hatzan. La tua legge è dentro il mio cuore. Ma se leggiamo ad esempio Proverbi 18:1, la bilancia falsa è un abominio per il Signore, ma il peso giusto gli è gradito. Hatzan, la stessa parola. In Salmi, la volontà di Dio, in Proverbio, ciò che è gradito a Dio. In entrambi i casi sta parlando soltanto di qualcosa che gradisce a Dio. Possiamo tradurre nello stesso modo nei due testi diversi. Ma non è l'unica parola. Esiste anche la parola hefetz. Anche lì una parola ebraica che può essere tradotta come volontà. E troviamo ad esempio in Isaia 46:10, poi se volete controllare. Ma in aramaico c'è anche la parola etzah, che troviamo nei Salmi, ad esempio 33:11. E ci sono tante altre parole per volontà. Sia hefetz che etzah possono significare compiacersi, dilettarsi o gradire a Dio, ma possono significare anche il piano di Dio o il suo proposito.
poi parleremo un po' della differenza. Nel Nuovo Testamento invece troviamo sia la parola telema che la parola telo, entrambi più o meno la stessa cosa, che spesso viene tradotta come fare il voler di Dio. In che senso? Sarebbe quello che Dio vorrebbe che noi facessimo. Ma troviamo anche le parole vuli e volimà, che si tratta dei piani sovrani di Dio, il suo proposito o il suo disegno. Cioè, tante parole, e ci sono altre, tante parole che spesso vengono tradotte soltanto come volontà, noi invece dobbiamo un po' capire cos'è che sta parlando l'autore quando l'ha utilizzata. La parola volimà, ad esempio, è utilizzata negli Atti degli Apostoli, capitolo 4, versi 27 e 28. Proprio in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato, insieme con le nazioni e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Cioè, qui si tratta proprio dei piani di Dio, dei piani sovrani di Dio, quelli che non possono essere cambiati. Tutta questa introduzione per dire che troviamo nella Bibbia due tipi diversi di volontà. È interessante che l'autore di quel libro parla della volontà precettiva di Dio e la volontà decretiva di Dio. Non approfondiremo negli aspetti dottrinari di questo, ma possiamo dire che la volontà precettiva è sempre quello che Dio vorrebbe. Nel senso, facciamo degli esempi per semplificare. I comandamenti. La volontà precettiva di Dio è che tutti noi riuscissimo a obbedire i comandamenti, ma spesso non lo facciamo. La volontà precettiva di Dio è che nessuno di noi commetta peccati, ma lo facciamo. Invece, la volontà decretiva di Dio è quella che non possiamo cambiare. Esempi. Se Dio vuole che piova, indovinate cosa succede? Piove. Se Dio vuole che il faraone liberi il suo popolo, libererà. Se Dio vuole che Giona vada a Ninive, lui ce ne andrà. Queste sono più o meno le volontà decretive di Dio. Quindi riusciamo a individuare i tipi di volontà che troviamo nella Bibbia. E adesso rispondiamo a quella domanda: come faccio a sapere qual è la volontà di Dio? E torniamo all'esempio dell'Apostolo Paolo. Nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 16, versi 7 e 9, lui dice: perché questa volta non voglio vedervi di passaggio, anzi, spero di fermarmi qualche tempo da voi, se il Signore lo permette. Rimarrò a Efeso fino alla Pentecoste, perché qui una larga porta mi si è aperta a un lavoro efficace e vi sono molti avversari. Guardate qui che lui aveva la voglia di andare dai Corinzi, però ha visto che c'era un'opportunità di servire a Dio lì in Efeso dove lui era e ha capito che quell'opportunità di servire, quell'opportunità di essere più efficace nell'opera di Dio, era quella la volontà di Dio in quel momento lì. Lui è riuscito a indovinare e a separare quello che era la sua volontà da quello che era la volontà di Dio. Abbiamo iniziato a parlare dell'orgoglio, della superbia e dell'arroganza, e qui riusciamo a vedere un esempio di Paolo che è riuscito a lasciare alle spalle
tutte le sue volontà, tutti i suoi piani, tutti i suoi desideri per seguire quello che lui aveva capito che era la volontà di Dio. Almeno la volontà di Dio in quel momento lì, che lui rimanesse a Efeso. Torniamo a Giacomo. Le persone di cui Giacomo parlava stavano facendo i loro piani senza considerare la volontà di Dio. Pensavano soltanto in loro stessi. Versi 15 e 16. Dovreste dire invece, se Dio vuole, saremo in vita a fare questo o quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo. E qui io non sto dicendo che per prendere ogni singola decisione dobbiamo aspettare una risposta da Dio, non è questo. E non sto dicendo neanche che dobbiamo aspettare una risposta magari sovrannaturale, che Dio venga a parlarmi o che abbia delle visioni o qualcosa del tipo. Non è questo. Noi dobbiamo imparare a identificare qual è la volontà di Dio. Così come Paolo ha identificato, dobbiamo capire anche noi, dobbiamo identificare anche noi qual è la volontà di Dio. E per fare questo possiamo, in modo semplice, porci 3 domande. La prima, è peccato? Se è peccato, basta. Non serve altro per sapere che quella lì, quella decisione lì, quella scelta, non è la volontà di Dio. Non è peccato? Parto alla prossima. Dio sarà onorato da questa scelta? Sì. Bene. Questa scelta avrà un impatto più significativo nell'opera di Dio? Mi permetterà di fare una maggior differenza nell'opera di Dio? Allora posso prendere questa decisione. Se riesco a fare queste domande e a rispondere bene, posso prendere una decisione tranquilla. Facciamo un esempio semplice. Diciamo che le ragazze, prendo le ragazze come esempio, si stavano preparando magari per venire in chiesa, per andare in scuola, per andare in una festa, che ne so, e iniziano a chiedersi, io devo indossare la gonna blu o la gonna viola? Vi pare una cosa che Dio si importa con il colore? Ma facciamo le domande. Indossare la blu o la viola è peccato? I colori non cambia niente. Ha creato Dio tutti i colori, quindi Dio sarà onorato da questa scelta, da questa decisione? Per il semplice colore non cambia niente. Questa scelta o decisione avrà un impatto più significativo nell'opera di Dio? Anche lì non cambia niente. Posso scegliere qualsiasi delle due, giusto? Cambiamo un po'. Devo indossare una gonna più, diciamo, rispettevole o quella invece più corta? Poniamo le domande. Usare una gonna troppo corta è peccato? Sì o no? Io posso assicurare di sì. Perché? Spiego. Per gli uomini guardare è già serve solo una frazione di secondo perché l'immaginazione inizia va lontano. E cosa dice la parola di Dio? Se guardo una donna con semplicemente l'intenzione di... qual è la parola? Desiderare, sì, grazie. Se guardo una donna con il semplice desiderio,
che quello lì è già peccato. Abbiamo già studiato questo, abbiamo visto che Dio ha alzato, Miguel utilizza sempre questa parola, l'asticella, no? Quindi quello che prima dovevo fare, adesso a me basta immaginare, basta desiderare e è già peccato. Quindi, se porto il mio fratello a peccare, sto peccando sì o no? Sì. Indossare una gonna troppo corta allora è peccato? Sì. Devo indossarla? No. Ma facciamo finta che questa prima domanda non c'è. Dio sarà onorato da questa scelta? Sicuramente no. Posso indossarla? Questa scelta o decisione avrà un impatto più significativo nell'opera di Dio? Di tutto il contrario. Probabilmente se prendi una persona per le strade per evangelizzarla, la prima cosa che ti chiederà è: ma sei davvero cristiano? Il modo in cui ci vestiamo dice molto riguardo a chi siamo. Se invece per le mie domande le risposte vanno bene, ok, questo è un semplice esercizio, un semplice esempio per riuscire a capire se quella mia decisione è la volontà di Dio o no. Ma se io nemmeno considero di fare queste domande, nemmeno considero qual è la volontà di Dio per me e inizio a prendere le mie decisioni come voglio io, allora lì sì che abbiamo un problema. Il verso 17 dice: chi dunque sa fare il bene, o in alcune traduzioni, chi sa che deve fare il bene e non lo fa, commette peccato. Il peccato non è solo quando io faccio qualcosa che non gradisce a Dio, ma anche quando non faccio quello che so che lo avrebbe gradito. È l'esempio di Paolo. Paolo sapeva che stare lì a Efeso per un po' e approfittare quell'occasione di servire a Dio era la sua volontà. Paolo ha capito questo. E quante volte noi nemmeno ci importiamo se quella decisione che stiamo prendendo è la volontà di Dio o no. O quante volte non troviamo delle scuse per prendere quelle decisioni. A volte iniziamo a fare una tempesta in un bicchiere d'acqua per prendere una decisione. Voi siete ancora molto giovani, ma posso dire che le coppie che sono qui capiranno bene. E nel 2018 Camilla e io abbiamo lasciato tutto alle spalle per venire in Italia. E lì c'era un dubbio. Questa è la volontà di Dio per noi? Sì o no? Se sei un cristiano e sei dovuto uscire dal Brasile per venire in Italia, sicuramente hai posto questa domanda. È questo che vuole Dio per me? E nonostante tutte quelle domande avessero una risposta che potevo prendere tranquillo con la decisione, non è facile. Abbiamo lasciato lavori che erano molto molto buoni, sia io che Camilla. E spesso le persone dicevano, soprattutto della nostra famiglia: ma siete pazzi? Tutti vogliono un lavoro come il vostro e voi lasciate tutto per andare in Italia? Una giovane coppia e 2 cani. Ma oggi, ad esempio, riusciamo a vedere che è qui che Dio voleva che fossimo. Noi ovviamente servire nel passato, come si dice? Abbiamo servito, grazie.
Noi abbiamo servito in Brasile con i giovani, io con gli adolescenti anche da quando ero adolescente insieme al mio pastore di adolescente, poi con i giovani insieme al mio pastore di giovani. Io servo con i giovani e adolescenti da quando avevo 15 anni, quindi sono un po' vecchietto, è da 20 anni che lo faccio. Ma lì come me c'erano forse una decina che potevano fare. E in Italia abbiamo una necessità molto più grande. E abbiamo il privilegio di vedere Dio che ci usa e vedere la risposta di Dio alle nostre preghiere. E sicuramente adesso possiamo guardare indietro e vedere che era questa la volontà di Dio, però la decisione è stata difficile. Noi spesso non riusciamo a capire esattamente qual è la volontà di Dio e finiamo per ingannare a noi stessi. A volte ci lasciamo ingannare dalle apparenze, perché non vuol dire che se le cose, i miei piani stanno andando bene, come volevo io, non vuol dire che sia questa la volontà di Dio, e ci inganniamo spesso in questo senso. Ma se vanno male, anche in questa situazione non significa che non era la volontà di Dio. La risposta che dobbiamo dare è: io sto cercando di fare la volontà di Dio e facendo il mio meglio, anche se le cose sembrano di andare male. Io sto cercando di obbedire quello che Dio ha per me, anche se sembra che alla fine c'è un abisso, e anche se vanno bene, l'importante non è come finirà. L'importante è come prendo la mia decisione e il percorso che faccio insieme a Dio. Che così come Paolo noi possiamo avere l'umiltà, la sensibilità e la saggezza nel prendere le decisioni. Paolo, quando è scritto ai Filippesi nel capitolo 2 verso 13, dice che infatti è Dio che produce in noi, in voi o in noi, il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. La mia richiesta a Dio stasera è che Dio possa produrre anche in noi sia il volere che l'agire. Per finire, vorrei leggere il testo di Paolo, ancora Paolo, ai Romani capitolo 12, versi 1 e 2. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto razionale. Non conformatevi a questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Che almeno d'ora in poi, prima di prendere le nostre decisioni, che possiamo ragionare, che possiamo pregare e possiamo vedere se quella scelta va d'accordo con la volontà di Dio, con i piani di Dio per le nostre vite. Preghiamo. Grazie Padre, grazie perché nonostante i nostri errori, Tu è misericordioso, Signore. Che Tu possa darci la saggezza, che Tu possa darci la sensibilità di capire qual è la Tua buona e perfetta volontà, Signore. Che possiamo prendere le nostre decisioni,
non basati sui nostri sentimenti, i nostri desideri peccaminosi, ma in base alla tua volontà, a quello che tu hai per noi, Signore. Che possiamo dilettarsi nel suo volere, che possiamo fidarsi che tu hai sempre il meglio per noi, anche se le cose sembrano non andare bene. Che possiamo consegnare nelle tue mani il nostro futuro. È questo che ti chiedo in nome di Gesù. Amen. Sono qui, è stato davanti a te. Vieni, Signore, vieni, Signore. Portami con corde d'amore a te, ti trovo io mi arrendo. Di grazia e Vedi, voglio sentirti. Tuo Spirito. Chiediamo il tuo Spirito, Padre. Chiediamo la tua presenza, Signore. Il tuo Spirito scenda su di me, torni, Signore, il tuo volere in me. La tua gloria, Signore, la tua gloria mostra su di me, torni, Signore, il tuo volere in me. Il tuo Spirito
conoscerti, voglio sentirti. Io vengo. Ci rendiamo a te, Signore. Vogliamo conoscerti, Padre, vogliamo conoscerti i tuoi piani, quello che hai per noi, Signore. Manifesta, Padre, la tua volontà sulle nostre vite, Signore, che possiamo ogni giorno capire quello che viene da te e quello che viene dal nostro cuore, Signore. Desideriamo, Padre, vivere sotto, Padre, sotto il tuo regno, sotto la tua volontà, sotto quello che ci hai preparato, Signore. Per questo, Signore, ti chiediamo, Padre, che possiamo capire meglio la tua volontà, che possiamo capire meglio quello che hai per noi. Vogliamo più di te, Signore. Amen. La gradita, perfetta volontà del Padre. Abbiamo tanti insegnamenti a tal proposito. Uno di questi è il battesimo. Il battesimo è un giorno molto speciale, davvero bellissimo, stupendo per una comunità. Credo sia, se non una delle festività più importanti che possiamo avere nella Chiesa. E noi nella nostra Chiesa decidiamo di farlo idealmente 1 o 2 volte all'anno durante il periodo estivo su un vero fiume, così proprio come Gesù fece nella sua epoca, e festeggeremo insieme i nostri battesimi. Il 6 luglio abbiamo qua qualche attivo partecipante che ho sentito si battezzerà, così girano voci, ma sarà davvero un'esperienza bellissima. Vi invito caldamente tutti voi, le vostre famiglie, anche te che ci stai ascoltando, il 6 luglio. Domenica saremo qua a Treviso per il nostro culto. Finito il culto ci sposteremo velocemente a Covolo di Pederoba. Per chi non sapesse dov'è, non preoccuparti, qui troverai persone che possono guidarti, qui troverai persone che possono anche darti un passaggio, qui troverai anche persone che sono disposte a condividere un pochino con te. Avremo un pranzo al sacco, avremo un momento dei nostri battesimi, sentiremo testimonianze, vedremo persone che hanno mostrato una vita trasformata e sarà davvero un'esperienza bellissima. Se puoi non mancare, i battesimi il 6 luglio. Sto chiaro? Abbiamo qualcuno che non vede l'ora qua. Bellissimo, mi piace, mi piace. Poi, sempre parlando di festeggiamenti, parliamo di nuove vite spirituali, ma parliamo anche di nuove vite fisiche. Per chi non se ne fosse ancora accorto, abbiamo Camilla laggiù in fondo, in dolcissima attesa del buon carissimo Luigi. Bel nome Luigi, spero si tratti di un buon ragazzo, sì, mi raccomando. Tutto nelle tue mani, nelle mani di Giugno anche, che l'ho perso da qualche parte, grande Giugno, anche te, ok? Perciò tutte le ragazze, tutte le bambine, tutte le mamme, tutte le sorelle, tutte le cugine, tutte le zie, siete caldamente invitate al baby shower di Luigi che si terrà il 26 luglio, che credo cada di sabato. Sì, sabato 26 luglio alle 3 del pomeriggio, ok? Alle 15:00. Chiedo cortesemente a tutte le signorine e le signore di portare una pietanza da poi condividere con tutte le mamme e tutte le persone lì presenti e un pacco di pannolini da dare in regalo a Camilla, che avrà tanto da cambiare. Diventerà un'esperta del settore per quello che riguarda il cambio dei pannolini, siamo assolutamente sicuri. Poi piccoli gruppi, giusto? No, abbiamo ancora qualcosina. Sono dimenticato. Fioi, devo rifar pratica di annunci, mi dispiace. Due avvisi veloci. Potete sedervi, ragazzi. Il primo, Fede, riesci a mettere la locandina che ti ho inviato sulla mail?
Piccoli gruppi. Stasera per le ragazze adolescenti, come sapete, non ci sarà il piccolo gruppo. Appena finito il nostro culto, voi uscirete insieme a Camilla, Marzia e Laura e Miguel. Poi vi dico in modo veloce più o meno come sta la divisione per le macchine. Adolescenti maschi e preadolescenti insieme, sarete insieme a Samuel. Le giovani ragazze con Monique, i ragazzi Paolo. E stasera, dopo il culto, ci sarà il hot dog. Quindi è per il campeggio dei bambini. Chiunque vorrà partecipare può partecipare. Jacqueline ha organizzato il bar con il hot dog, quindi possiate aiutare, è un modo di aiutare i bambini della nostra chiesa a partecipare di questo momento che è senza dubbio di molta importanza per loro. Va bene? In modo molto veloce state attenti alle ragazze e adolescenti, perché proprio per agilizzare dopo il culto, con Marzia uscirete Carol, Gabizinha e Gabriela. Con Camilla, mia moglie, Amanda, Nicole, Iris e Giovanna. Con Laura, Valentina e Alessia. E con Miguel, Amanda, Liziane e Isa. Va bene? A posto? Poi cercateli in modo veloce, così riuscite a uscire presto. Grazie. Bene, invito la Chiesa, siamoci in piedi, a parte che sono in piedi. Prezioso Gesù, eccomi ai piedi tuoi. Cosa potrei mai offrirti per tutto ciò che sei? Tutto ciò che io ho, come sai piedi tuoi. Non importa quanto è costato, ti supporterai Iniziamo allora. Io ho trovato il mio tesoro, io ho trovato il dono più prezioso, io ho trovato il mio tesoro, io ho trovato il dono più prezioso. Prezioso Gesù, le tue parole sono più preziose e più dolci che tutto ciò che io ho, lo verso ai
Ciao. Grazie Signore, grazie a tutti quanti.